una bella partita di scacchi, però con un finale già previsto, e cioè quella di mettere sotto scacco il re. Florio Favero non è più il La sindaco di sinistra ha fatto Portogruaro, ha la sua approvato una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino, una vera e propria partita di scacchi politica, decisa dal voto di 3 consiglieri comunali di maggioranza. Ieri sera 3 consiglieri comunali con motivazioni molto leggere e senza motivazioni di fondo hanno deciso di fare una scelta di campo, si sono accordati con la sinistra e hanno tagliato la spina. 3 consiglieri, 3 voti, ma soprattutto 3 colpi da fuoco amico. Cade la giunta leghista di Favero, lasciando la città senza un primo cittadino. Ci sarà un anno di commissario fino al 2024, maggio 2024 ci saranno le elezioni con grandi danni, perché tutti i progetti che potrebbero arrivare con PNR nel prossimo futuro non potranno avere un contributo. Non solo, ma tutte le attività e i progetti che anche i 3 consiglieri avevano a cuore di fare non si potranno fare. Una storia travagliata, quella dell'ormai ex sindaco e parte della sua maggioranza. Già lo scorso agosto, infatti, i primi segni di frattura. Io avevo dato le dimissioni anche nell'agosto del 2022 per le stesse motivazioni, poi abbiamo cercato di ricompattare, abbiamo dato un assessore a questo gruppo in più e adesso il risultato è stato questo. L'amministrazione comunale è decaduta con grandi danni per la città, perché i lavori e i progetti fatti nell'ultimo anno sono tanti e di grande importanza. E dopo lo scacco matto, Favero forse pensa a una nuova rivincita. I 3 partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, ricostruiranno una campagna elettorale che sarà lunga per un anno, e poi che sia io il sindaco o che il sindaco lo faccia un altro, ma sicuramente sarà un sindaco con una formazione compatta. Si ricandiderà. Vedremo.